cielo e della terra, che ci dai di rientrare, che ci doni di rientrare nella tua dimora, concedici un giorno di varcare la soglia della città eterna per possedere la beata verità del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Entriamo nella pace del Signore. È un momento importantissimo perché viene riconsegnata prima di tutto la nostra comunità, perché ricordiamo che è la nostra Chiesa, quindi è il nostro luogo e fa parte stabile del percorso di vita dei cittadini di San Benedetto, ma da un punto di vista diciamo proprio empatico viene riconsegnato un altro pezzo importantissimo, un gioiello del complesso monastico. Il percorso di recupero completo è iniziato ed è fortemente avviato a una conclusione importante. Rimangono fuori strutture importanti, ma speriamo di riuscire con la buona volontà a recuperare anche quelle. La nostra provincia è talmente ricca di bellezze culturali che dobbiamo sempre più farle conoscere anche all'esterno, e questo dovrà essere, come dire, lo stimolo anche per Expo, per un impegno di immagine così importante come sarà il 2015. Stiamo mettendo a punto però un altro tassello fondamentale, che è proprio il percorso matildico e di tutti veramente i paesi toccati da Matilde di Canossa, perciò Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, poter, come dire, insieme portare avanti un discorso fondamentale secondo noi per il turismo. Sarà il nuovo momento che ci vedrà impegnatissimi appunto con il sindaco e con la regione. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Siamo però orgogliosi non soltanto perché abbiamo combattuto un sisma imprevisto e pesante, ma per il fatto di poter riconsegnare alla gente di qui e a tutti coloro che vengono a visitare questi posti colmi di cultura e di storia, un luogo nel quale vedere e constatare quella fede che nel passato è stata all'origine di una società nella quale il bene di tutti si componeva nel rispetto della dignità di ciascuno. Sia dunque festa grande oggi e sia a proposito di ricostruire qualcosa di più di un tempio, la casa dell'incontro con Dio nel riconoscimento di tutti gli uomini e le donne come fratelli e sorelle.